Tolleranza zero contro chi imbratta, contro chi sporca, contro chi rompe. Il Pugno di Ferro di Mogliano, dopo aver individuato l'identità e il numero degli autori dei gravissimi atti vandalici dei giorni scorsi. Come l'incendio in un parco della nostra città, il Parco ai Salici, fortunatamente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio. Si tratta di 5 ragazzini e ragazzine. Ahimè sono minorenni, adesso verranno convocati con i genitori e assolutamente faremo pagare i danni per chi ha commesso questi atti vandalici. Assolutamente i danni devono essere pagati. Tutti hanno tra i 10, 11 e 13 anni, sempre di Mogliano. Nei giorni scorsi hanno devastato una parte di piazzetta del teatro del Parco dei Salici, con gli arbusti dati alle fiamme in pieno pomeriggio in via del Cotone. E qui vediamo ancora visibili i segni di quello che è stato quest'atto vandalico, con le piante letteralmente carbonizzate. Possiamo immaginare la paura dei residenti con le abitazioni qua vicino, visto l'alta nube di fuoco divampata nell'arco di pochissimo tempo. Pesante la multa che ora le famiglie dovranno pagare all'amministrazione comunale. Solamente per il Parco ai Salici parliamo di 8.000 euro. E invece per quanto riguarda la piazzetta del teatro stiamo quantificando, ma sicuramente qualche migliaio di euro. I baby vandali individuati grazie alle telecamere. Un grandissimo sistema di videosorveglianza che abbiamo inaugurato recentemente l'8 di giugno con nuove 95 telecamere di ultima generazione, e queste ci hanno permesso anche in questo caso di individuare i responsabili. Gli atti vandalici per noia, bravata, per poi magari immortalarli sui social. Secondo me i ragazzi in quel momento non si rendono conto, ma devono capire che il patrimonio pubblico è un patrimonio di tutti. Noi facciamo tanta fatica per mantenerlo pulito, per mantenerlo bello, decoroso.